Ciao ragazzi, inizia il quarto giorno del nostro on the road Chiapas magico. Settima tappa, Palenque. Siamo entrati nella zona archeologica di Palenque, che spettacolo. Qua possiamo trovare il templo della Calaveras, il tempio dei Teschi. Là così invece c'è la tomba della reina, la tomba della regina, e là in fondo il templo delle Inscripciones, che è anche la tomba di Pacal, il re Maya più importante. Stiamo entrando nella tomba della reina roja, la tomba della regina rossa. Andiamo a vedere com'è dentro. Come vedete c'è la tomba della reina roja. Che spettacolo. Questo è il templo delle Inscripciones, che è anche la tomba di Pacal, il re Maya più importante che sia esistito. Se noi entriamo dal tetto, da quella apertura lì, e scendiamo con una scala al suo interno, in questa parte più o meno troviamo la camera funeraria, appunto la tomba di Pacal. Questo è il templo dello governantes, il tempio dei governanti. Questo era l'acquedotto Maya, come vedete, e qua era tutto ricoperto con il tetto. Camminando praticamente dentro la selva, come vedete questa scala stupenda. Siamo circondati dalla natura. Questa è la Plaza de las Cruces, la piazza delle croci. Qui troviamo il templo della Cruz Follada. Invece questo è il templo della Cruz e questo è il templo del Sol. Stiamo salendo sul templo della Cruz. Ragazzi, guardate dove siamo. Un po' pesantino, che fa caldo. Spero ne vale assolutamente la pena. Eccolo qua, il templo. Vedete, ci sono anche questi rilievi. Questa è la vista dall'alto della zona archeologica di Palenque. Wow, guardate dall'alto, si vede tutto. Questo è un piccolo campo del juego della pelota dove si giocava appunto il gioco pot a pot. Ottava tappa, San Juan Chamula. Questo è il cimitero più antico di San Juan Chamula. La nostra guida ci stava spiegando che ormai non si usa quasi più, ma i corpi venivano seppelliti solo avvolti in un telo o in bare molto, molto fini, per far sì che la decomposizione del corpo era molto più veloce e si potevano seppellire altri corpi. Siamo nella Plaza San Juan, la piazza di San Juan, quella principale, dove c'è anche la famosissima chiesa che adesso andiamo. Come vedete già ci sono tantissime persone che stanno esponendo i loro prodotti che coltivano e che ovviamente vendono qua al mercato. Questa è la chiesa più emblematica che io abbia mai visitato. Al suo interno possiamo trovare la cultura maya, indigena e anche la chiesa cattolica. Per motivi di usi e costumi non è consentito, proprio vietato, fare foto e video al suo interno, e ragazzi, ascoltatemi, non fatela. Quando entriamo sul pavimento possiamo incontrare tantissimi aghi di pino, è ricoperto, poi ci sono tantissime candele per fare i rituali, e brindano con il posh, che è una bevanda spirituale per fare appunto le varie cerimonie. Possiamo considerarla come una grappa per il sapore. Al suo interno veramente, ragazzi, vivete un'esperienza molto molto forte, perché con queste candele per fare le cerimonie ci sono anche queste galline che scacciano teoricamente la mala vibra, l'energia negativa, ve le passano sul corpo e poi gli tirano il collo. Poi ci sono anche gli sciamani, che qua si chiamano, come si chiamano i sciamani? I lol, che qua non sono i sciamani, sono i lol. Ti fanno queste cerimonie per scacciare l'energia negativa, anche con l'uovo che lo passa sulla testa, ed è abbastanza forte. Entriamo, non posso farlo vedere, però entriamo. Siamo appena usciti dalla chiesa. Andrea, Laura, cosa dite? Esperienza fortissima. Molto, molto forte, ma da fare assolutamente. Nona tappa, Zina Cantan. Siamo arrivati alla casa Artesanias de Lupita, dove fanno tutte queste tele colorate, tutto a mano. Entriamo che vi faccio vedere. Lei è Lupita e ci sta mostrando come sta tessendo a mano, proprio come una volta, per produrre tutte queste meraviglie. Andiamo a vedere. È tutto fatto a mano. Questi sono gli abiti tipici.
Laura sta indossando il traje tipico, il vestito tipico della novia. Già completo, fatti vedere Laura com'è. Pensa quanti strati. Questo è il traje tipico della novia completo. Tocca anche a Andrea, che questo è il vestito tipico del novio. I completi, guardiamo. Wow, che spettacolo. Oggi sposi. Già sposi. Quello che stanno bevendo i ragazzi si chiama Posh, che come vi dicevo prima di San Juan Chamula è una bibita cerimoniale che è simile alla grappa. Uno è di cannella e l'altro quello naturale. Brindate. Forte? Mamma mia. No, il mio no. Buonissimo. Sono innamorato di questo gattino, guardate che spettacolo, ha un mese. Guardate che bello. Ciao. Se puede ir ahorita, Non riesco a prendere. Guardalo.